Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo degli slegamenti, cioè dividere due persone, allontanare due persone. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale del vostro Marietto Veneziano, e il canale di Hildegarda, il link è qui sotto in descrizione. E venirci a trovare nei nostri gruppi social, soprattutto in Face, dove stiamo rilanciando radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo. Siamo già più di 1300 e manchi solo tu se non ti sei ancora iscritto. Poi vi ricordo che il sito è capitano.alterista.org ha 20 ebook che si possono scaricare gratuitamente e qui sotto il link ne hanno già scaricati più di 150.000. Maledetto Veneziano ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici potenti radiostesici. C'è anche una sezione shop che la gente può usare, guardare per acquistare prodotti professionali di legame Maledetto Veneziano. Bene, penso di aver detto tutto. Iscrivetevi anche ai nostri gruppi di social, di Telegram e il link sono sempre qui sotto. Bene, parliamo un po' di questi slegamenti, perché ci sono alcune persone che giustamente vogliono avvicinarsi magari a loro ex fiamme oppure mogli che vogliono slegare magari piccole unioni che i propri compagni, mariti hanno con altre donne oppure situazioni in cui bisogna, secondo il parere del committente, bisogna intervenire per fare in modo che questa persona, magari una persona che è arrivata da terre straniere, conquistato il cuore o della compagna o del compagno, e sta facendo, insomma, bisboccia, no? Chiaramente, là magari avevano 500.000 persone, ma sono venute qui perché hanno visto la materialità. Io non dico niente. E allora, alcune volte bisogna entrare a gamba tesa, no? Per poter difendere la materialità di casa, no? Perché ve l'ho spiegato in altre pillole, ci sono persone che arrivano da paesi lontani, da paesi veramente con altre mentalità, che sanno benissimo che si usa la magia per soggiogare alcune persone, poi magari trovano, non dico il pollo, no, non l'ho mai detto, non dico, insomma, la vacca, non l'ho mai detto, ma non dico il soggetto mezzo, non lo dico, però magari vedono che c'è qualcosina da prendere, oltre che la bellezza fisica magari a 40-50 anni in più, e chiaramente magari sono anche avvenenti, sono persone che hanno una certa qualità fisica, una certa avvenenza, e un aiutino, una raccomandazione del maghetto del proprio paese, loro non la buttano via. E allora quelle più sveglie del nostro paese, ecco qui bisogna proprio mettere dei muri, degli argini, perché sennò questo qui porta via a casa cascina e tutto quello che trova lì, conto in banca. Come volte la situazione è karmica e c'è poco da fare, no? Arriva proprio perché questa persona qui, o donna che sia, arriva, spazza tutto, e c'è poco da fare lì, per il semplice fatto che è karmico e quindi di conseguenza, magari nelle vite prime, quest'uomo o questa donna aveva fatto il birichino e tutta la famiglia ne porta conseguenze. Capita spesso di vedere situazioni che non si può agire proprio perché la situazione è karmica e quindi lì non ci sono santi. Però quando la situazione non è karmica, ma diciamo che questa qui o questo qui è un furbetto del quartierino che giustamente sa usare strategie magiche, esoteriche e viene nel sacro suolo italiano, questi fanno razzia, eh. Questi, oltre alla patatina di turno, sanno usare anche e conoscono il voodoo o alcune materie esoteriche che facilitano come si dice, l'aggancio e poi, non dico espropriazione, no? Ma e non dico neanche il furto, ma dico l'aiutino per spostare da un conto all'altro gli averi del fortunato. E non dico che è un pollo o uno sprovveduto, ma del fortunato che viene in un certo senso addocchiato da queste persone qua. Spesso capita che magari è la badante che fa conoscere magari una persona più giovane,
del suo paese, magari un aiutino spirituale di qua e di là. Chiaro, queste persone dall'altra parte hanno la fame, però la magia la conoscono bene. E allora in questi casi qua si usano riti di slegamento, di separazione, però dovete capire che i tempi sono minimo 9 mesi, perché voi, ve l'ho già spiegato tante volte, ci sono persone che studiano tutta la vita, vanno all'università per diventare dottore, avvocato, musicista, artista, e poi magari ha studiato, c'erano casi 30 anni fa che c'era gente che faceva lo spazzino e aveva una laurea in tasca. Certo che non tutti i laureati vogliono andare a fare lo spazzino, ma capite che molte volte nella vita quello che uno si prefigge poi non è sempre detto che si possa realizzare. E questo studia tutta la vita, 30 anni, no? Quindi voi capite che quando si inizia un lavoro ci vuole pazienza. Io non dico che bisogna aspettare 30 anni, non dico neanche di credere a quelle così a spot elettorali che si vedono in alcuni social, no? In 28 giorni ti ridò l'amore, in 4 giorni ti faccio camminare sull'acqua, in 3 giorni risuscito il morto. Sapete, quelle cose lì non funzionano. Cioè, quando un rito di separazione viene fatto, ci vogliono minimo magari 4-5 ripetizioni come minimo, no? Chiaro, se la coppia è già in crisi, chiaramente la cosa è più facile, ma se è mezza lì, no, mezza cotta, oppure non è proprio in crisi, è chiaro che un colpo può essere un colpo fortunato, ma ci vogliono 9 mesi, no? Quindi quelle persone che vi dicono che in 3 settimane questi qui si odieranno o lascerà il conto e scapperà nel suo paese natale, capite che nessuno che viene qui magari con 10-20 anni di meno si prende magari il signore o la signora con lo yacht, l'elicottero, la barca, la villa e tutto il resto, è felice di lasciare il campo agli eredi o ai parenti. Capite che mettono lì il piede, succhiano dove possono e quindi ci vuole il suo tempo. Questo per sfatare quelle persone che ingenuamente dicono: Ma a me quello mi ha detto che in poco tempo si risolve la situazione. Ma forse nei topolini da Walt Disney. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, iscrivetevi al canale di The Gara Maledetto. Grazie e alla prossima, ciao.